Start dai piani d'Erna. Destinazione Rifugio Stoppani. Alla fine del parcheggio trovate anche l'indicazione per il sentiero. Tutte le direzioni. Stoppani a destra, in salita. Sinistra. Si continua a sinistra in salita. Lo seguiamo dritti. Qui, se volete fare meno fatica, continuate a destra. Qui tira abbastanza. In alcuni tratti ci aiutiamo con le mani. Quasi arrivati. ...55 minuti. È così. Bello. Bello. E allora, signorina Babbi, cosa ne pensa di questa escursione a Rifugio Stoppani? Allora, un'escursione secondo me media, perché sì, è breve, di 55 minuti partendo dal parcheggio, che nel fine settimana è a pagamento a 3 euro. Ma comunque gli ultimi 25 minuti tirano abbastanza, devo dire la verità. Vabbè, oggi è una giornata calda, molto umida, però non è certo come una passeggiata, ma bensì una vera escursione. Poi su c'è questo bel rifugio, e non tanto grande, però comunque c'è il prato dove uno può stendersi, dove siamo noi, oppure può mettersi nelle panche se vuole ordinare da mangiare al rifugio. Ciao! Rientriamo. Al bivio del Tisane. Questo secondo me è il sentiero che abbiamo fatto all'inizio. Vediamo se ci ho azzeccato, Barbara. A questo bivio continuiamo in discesa. Qui siamo
siamo andati su noi prima per andare su al rifugio, che abbiamo fatto 25 minuti di salita, veramente bella tosta. Però se andate diritti, venendo da qua, il sentiero e il cammino è molto più semplice, decisamente più semplice. Quindi se non avete voglia di fare troppa fatica, di qua. Qui giriamo a sinistra. Piazzale Funivia. Ok, ed eccoci usciti dal labirinto. Grande Barbie, anche stavolta ce l'hai fatta.